Daydream anticipazione episodio 82. Jeanne deluso allontana Sanem. Questa puntata, dopo che Sanem ha rifiutato la proposta di matrimonio di Jeanne per via della bugia riguardante la cessione del suo profumo a Fabri e nonostante Sanem gli abbia detto che lo ama profondamente, Jeanne si mostra fredda nei suoi confronti e temendo di perderlo per sempre, Sanem a casa crede di impazzire. Allora, immaginando che Jeanne e Jada si rechino alla casa di montagna, si fa prestare l'auto da Osman, in realtà poco convinto di lasciargliela usare. Poco dopo aver raggiunto la casa di montagna arriva Jeanne in taxi da solo e Sanem, soddisfatta di questo, risale sull'auto, ma nel tentativo di andarsene velocemente, facendo il retromarcia, va a sbattere. Jeanne le chiede perché è lì e perché se ne sta andando. Sanem gli risponde che era incuriosita da lui. Jeanne si arrabbia e le dice che non si fida di lui perché è venuta a controllare se era lì con Jada. Lei gli dice che si fida di lui ma non di Jada. Allora lui ribatte affermando che lei aveva ragione, non si conoscono abbastanza, da ora in poi non sentirà più da lui la parola matrimonio. L'indomani in ufficio Jeanne è molto distaccato con lei. È arrabbiato e le dice che è disposto a parlare solo di lavoro. Successivamente si tiene una riunione del gruppo creativo ed Eren interviene con lo slogan suggeritole da Lynn e rubato dagli appunti di Sanem. Quest'ultima è sorpresa perché quello è il suo slogan e fa vedere il suo quaderno con gli appunti dove si dimostra quanto stia dicendo. Eren si arrabbia. Jeanne cerca di smorzare i toni e dice che lo slogan è fantastico. Eren si reca poi da Eileen e le chiede se lo slogan che le ha fornito sia di Sanem. Eileen conferma ed Eren le chiede come abbia potuto farlo. Sanem si rifugia in archivio e pensa tenendo tra le mani la collana di Jeanne. Emirre la raggiunge, sicuro di trovarla lì. Lei, con le lacrime agli occhi, gli dice che Jeanne è diventato molto freddo. Emirre cerca di rassicurarla, le dice di far passare qualche giorno e vedrà che poi Jeanne le parlerà. Leila si scontra nuovamente con Uma, che le dà dell'imbranata e rientra nel suo ufficio desiderando di uscire da lì e chiama dunque Osman. Sanem sta male per l'indifferenza di Jeanne e viene fermata da Emirre, che vuole sapere come va e così gli dice che Jeanne la sta allontanando. Emirre allora entra nell'ufficio di Jeanne e Jeanne si sfoga dicendogli che Sanem sta nascondendo qualcosa per non aver accettato la sua proposta ed è molto amareggiato. Emirre gli dice che Sanem deve avere le sue ragioni. Poco dopo Sanem rientra da Jeanne e gli dice che se ne sta andando. Jeanne le dice di aver pensato molto e di rispettare la sua decisione. Lei gli risponde di non aver mai amato nessuno così nella sua vita. Jeanne ribatte che è così anche per lui, ma le dice anche che devono imparare a scorrere insieme come due fiumi quando si incontrano e che hanno solo bisogno di un po' di tempo. Troveranno una soluzione. Sanem esce e raggiunge Leila, che è sconvolta perché Aline le ha detto che lei e Mirre stanno ancora insieme e lei non ha nessuna speranza. Pertanto Leila ha deciso di licenziarsi, non può più tollerare tale situazione. Nel frattempo Leila si incontra con Osman e gli comunica di accettare di stare insieme a lui e non vuole tenerlo nascosto. Osman le dice che chiederà la sua mano, Leila lo invita a recarsi a casa sua la sera stessa. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!